Le dimissioni di Albergoni a direttore generale della Fondazione Agrigento 2025 continuano a suscitare critiche all'interno della città. Intanto Schifani sostiene l'operato della Cucinotta. Ieri festa dell'anniversario del Corpo della Polizia Penitenziaria ad Agrigento in occasione del 280° della sua nascita. Al via il congresso provinciale per le province di Agrigento, Caltanissetta e Enna della CISL, presente il segretario nazionale, quello regionale. Bilancio positivo dell'attuale segretario uscente Carmela Petralia. Interessante confronto con le marinerie agrigentine alla presenza dell'europarlamentare Raffaele Stancanelli. Misteriosa aggressione di un quarantenne a Porto Empedocle, a Sant'Angelo Muxaro continuano le truffe del finto carabiniere verso una pensionata di 72 anni. Goal collection della 28ª giornata del campionato di Serie D Girone I, sabato, conferenza stampa al foyer del Teatro Pirandello di presentazione del 61ª edizione del torneo delle regioni del calcio dilettantistico. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 27 marzo, giovedì. Ampio il dibattito in città in atto sulle dimissioni di Roberto Albergoni dalla Fondazione Agrigento 2025. Intervengono in maniera critica l'ex sindaco di Agrigento Calogero Firetto, la direzione regionale del PD, mentre si registra il sostegno del presidente della regione Schifani all'operato della Cucinotta e il parere del sindaco Miccichè, il nostro servizio. Sulle dimissioni di Roberto Albergoni, direttore generale della Fondazione Agrigento 2025, interviene oggi l'ex sindaco di Agrigento Calogero Firetto e attuale consigliere comunale, affermando come azzerare la fondazione subito. Crearla è stato un errore strategico, ma tant'è inutile dire l'avevamo detto. Le responsabilità sono in capo all'amministrazione comunale, ma anche su chi, atteso nella consapevolezza del rischio potenziale e solo per ragioni contrattuali, ha dovuto assecondare il percorso. L'onda che ricade su Agrigento ha nomi e cognomi. La città non può restare a guardare dinanzi alla vergogna, allo scempio, alla totale assenza di sostanza e di serietà per il ruolo che sono stati chiamati a rivestire. Sulle dimissioni di Albergoni scrive pure Carmelo Greco, componente della direzione regionale del Partito Democratico Siciliano, affermando: Agrigento avrebbe dovuto rappresentare il riscatto della Sicilia, una capitale italiana della cultura capace di rilanciare l'economia e il turismo e l'immagine dell'intera regione. Invece, sotto gli occhi di tutti, il fallimento clamoroso di questa amministrazione, sciatteria, incapacità gestionale, assenza di una visione culturale e strategica, una città abbandonata a se stessa, un'occasione storica gettata al vento. Il sindaco Miccichè si dimetta, il presidente della regione Schifani si assuma le sue colpe. Il fallimento di Agrigento è il fallimento della Sicilia intera. Ora serve un intervento deciso del Ministero della Cultura per commissariare la gestione e provare a salvare il salvabile. Su Agrigento 20 e 25 è intervenuto il presidente della regione Schifani, ribadendo la piena fiducia al presidente della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura 2025, l'ex prefetto Maria Teresa Cucinotta. Sin dal suo insediamento ha lavorato con determinazione per rimettere in carreggiata una struttura che fino ad oggi ha accumulato ritardi nell'attuazione del programma. Schifani continua dicendo: sono certo che la Cucinotta proseguirà con impegno nel percorso già avviato, mettendo in ordine nel disordine trovato e garantendo l'efficace realizzazione degli obiettivi prefissati. Confido, continua Schifani, nelle sue capacità di individuare le risorse umane più idonee per affrontare al meglio le sfide che l'attendono per assicurare il successo di un evento di fondamentale importanza per la Sicilia e per tutto il Paese. Avanti con determinazione e concretezza per dare ad Agrigento il ruolo che merita sulla scena culturale nazionale e internazionale. Intanto sulle dimissioni di Albergoni abbiamo sentito il parere del primo cittadino Miccichè. Cosa aspettava queste dimissioni di Albergoni? No, non me l'aspettavo, però
motivi personali lui ha voluto dare le dimissioni, però essendo una persona molto intelligente, molto colta, amante anche del progetto della nostra città, ha pianificato tutto e comunque sarà a disposizione anche per qualsiasi cosa noi potremmo avere bisogno. Ripeto, tutto continuerà come se nulla fosse. Ma molti si chiedono, anche la stampa nazionale, dopo Minio anche Albergoni, cosa sta succedendo all'interno della fondazione? Qual è il vulnus di queste cose che succedono? No, non c'è niente, sono delle scelte personali che rispetto. Chi sarà il sostituto? No, ancora non si sa. Stiamo lavorando assieme al presidente Sua Eccellenza Cucinotta per trovare anche un'altra persona degna, diciamo, di questo incarico. E così si vocifera in una sua intervista a Repubblica che lui si sia dimesso perché il nuovo presidente voleva nominare un nuovo esperto? No, assolutamente non è vero, assolutamente. Intanto i consiglieri della Democrazia Cristiana del Comune di Agrigento chiedono le dimissioni del sindaco Miccichè, il servizio. Dura nota del gruppo consigliare DC al Comune di Agrigento che chiede un commissario ad acta per Agrigento Capitale della Cultura. Sulle vicende di Capitale della Cultura, le riflessioni dell'onorevole Pumiglia ci sembrano le più lucide e conducenti, affermano. Al grido di salviamo il salvabile, sottolineano, serve un intervento più incisivo da parte della Regione, che porti ad avere un commissario ad acta, fosse anche la stessa presidente della fondazione. Per i consiglieri scudocrociati, serve semplificare e snellire i centri decisionali in quanto del resto da decidere c'è ben poco. I progetti, dicono, sono già stati iscritti da Albergoni nel dossier e gli affidamenti saranno gestiti dal parco. Serve potenziare e riempire di contenuti la comunicazione, già affidata anche questa, e coinvolgere il territorio anche con bandi ad hoc. Ad oggi si può solamente affermare che la responsabilità di questo cortocircuito che danneggia Agrigento è, dicono senza mezzi termini, dell'amministrazione comunale che ha perseguito l'idea di una fondazione nuova, pur avendola Pirandello, e benché il Consiglio Comunale abbia suggerito in più occasioni che non c'era il tempo di creare una nuova fondazione suggerendo l'uso di quella già esistente. Si dimette Albergoni, concludono i consiglieri DC, ma non è lui il soggetto che dovrebbe assumersi la responsabilità di scelte sbagliate e rimettere il mandato, è il sindaco. E anche l'onorevole Angelo Cambiano del Movimento 5 Stelle interviene criticamente su Agrigento Capitale della Cultura 2025, l'occasione mancata che danneggia la Sicilia. Doveva essere un'occasione straordinaria per rilanciare l'immagine della città e delle province e dell'intera Sicilia, ma oggi appare più come un simbolo di inefficienza amministrativa e di cattiva gestione delle risorse pubbliche. Le dimissioni prima del presidente della Fondazione Giacomo Minio e adesso del direttore della Fondazione Albergoni sono solo l'ultimo capitolo di una vicenda che rischia di compromettere irrimediabilmente un'opportunità unica per il nostro territorio. L'onorevole Cambiano continua affermando l'addio di Albergoni, sottolinea: in un contesto di caos, eventuali annullamenti degli eventi, mancanza di coperture finanziarie, programmazione incerta e carenze strutturali davvero imbarazzanti. Un esempio lampante, continua Cambiano, è il quasi certo rinvio dell'evento Spyros previsto per il 9 aprile a causa della incapacità della Fondazione di garantire anche solo i voli e gli alloggi per gli ospiti. Al via ieri le celebrazioni del 208° anniversario della fondazione del Corpo della Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale Pasquale Di Lorenzo di Agrigento. Noi abbiamo seguito la cerimonia. Parliamo di questa festa del corpo che si terrà oggi pomeriggio. Siamo assolutamente contenti, da dopo il Covid è stato un po' più difficile riuscire a riorganizzare le feste, è un momento di unione, di partecipazione e compartecipazione, ma soprattutto di condivisione. Condivisione anche con le famiglie che sono silenziose, di cui spesso magari non si parla, ma sono coloro i quali aspettano e accolgono i loro familiari, poliziotti penitenziari che svolgono un compito ovviamente delle mansioni particolarmente difficili e sui generis rispetto agli altri corpi. Com'è la situazione attuale al carcere di Contrada Perdusa? La situazione attuale fortunatamente è migliorata, penso vi state riferendo ai mesi passati, mesi difficili in cui eravamo in carenza di personale. Fortunatamente negli ultimi mesi invece siamo risaliti e quindi va bene. Si parla di nuovi arrivi?
Si parla assolutamente di nuovi arrivi, ma non solo come aliquote, ma in genere anche come altre forme di distacco, chiamiamole così, in maniera atecnica. Il vostro lavoro è difficile, abbiamo visto tanti casi di telefonini, droga, insomma i controlli sono particolari e spesso riuscite a trovare l'arma del delitto. Assolutamente sì, la criminalità organizzata è sempre più organizzata purtroppo, quindi sono molto all'avanguardia anche dal punto di vista tecnologico. Avrete sicuramente conoscenza dei droni, dell'arrivo dei droni, quindi l'attività del poliziotto penitenziario diventa sempre più complicata, un'attività di osservazione e di vigilanza, ma soprattutto di intuito che non manca alla polizia penitenziaria. Spesso abbiamo visto che ci sono state delle visite di parlamentari e non hanno fatto altro che confermare purtroppo le gravissime carenze del Petrusa. Sì, e mi è dispiaciuto soprattutto perché l'ultima volta l'onorevole che è venuta in realtà era stata qui nel mese di agosto e i lavori sono stati fatti, una gran parte di lavori, quindi non so per quale motivo l'ha visto peggiorato, magari spero sia stata solo una percezione. Ci sono tanti investimenti sulla casa circondariale d'Agrigento da parte del Dipartimento e da parte del Ministero. Senta, come si svolgerà la festa oggi? Oggi la festa si svolgerà con una cerimonia iniziale, quindi verranno accolte tutte le autorità, già in questo momento sono accolte, per ultimo verrà accolto il prefetto a cui faremo e renderemo gli onori come è giusto che sia, dopodiché si darà lettura dei vari brani del capo del Dipartimento, discorso del comandante e del direttore e verremo allietati anche dalla scuola Brancati che suonerà per noi non solo l'inno nazionale ma anche altri brani. Saranno dati degli encomi, dei premi, dei riconoscimenti? Assolutamente sì, e non sono mai troppi perché in realtà meriterebbero tutti uno per uno di essere premiati. Cosa vorrebbe lei in più come direttrice del carcere Petrusa? Solo la serenità e la compattezza del corpo, mi basta questo. Oggi la festa del corpo, un momento sicuramente bello, interessante, ma vuole essere anche un momento di riflessione per le tante problematiche dell'istituto? Sì, un momento di riflessione per fare il punto della situazione e andare avanti con sempre più decisione e forza e compattezza, cosa che la polizia penitenziaria è in grado di fare e che già lo sta dimostrando in questi mesi. Stiamo assistendo a un decremento degli eventi critici all'interno dell'istituto, il rientro del personale che purtroppo era mancato per questioni di salute. A livello regionale è stato anche diramato un interpello rivolto agli agenti assistenti e agli ispettori proprio per incrementare il reparto della casa circondariale di Agrigento per riuscire a risollevarci. Il vostro compito di controllo è sempre una cosa molto difficile, abbiamo visto anche che spesso entrano dei corpi estranei dentro il carcere. Sì, il controllo è sempre meticoloso, ma purtroppo la carenza d'organico fa sì che riescono ad entrare degli oggetti non consentiti come cellulari o anche addirittura sostanze stupefacenti. Però questo la polizia penitenziaria lo fronteggia non abbassando mai la guardia e con continui controlli all'interno dell'istituto, controlli regolari, costanti e ordinari che il nostro ordinamento appunto già prevede. È proprio in occasione di questi controlli che si riesce a rinvenire oggetti non consentiti. C'è una previsione, lo diceva all'inizio, ma mi dà conferma un aumento degli organici? Allora, gli aumenti degli organici è una decisione a livello dipartimentale. Si sta assistendo sicuramente a una consapevolezza del fatto che devono essere rivisti gli organici da assegnare ai vari istituti. Consideri che la problematica non è solo qui nella casa circondariale di Agrigento, ma è una problematica a livello nazionale. C'è una rieducazione del detenuto? Fate qualcosa per rieducare il detenuto qui al carcere Petrusa? Qualche attività in particolare?
Sì, assolutamente sì, è uno dei nostri compiti istituzionali. La Polizia Penitenziaria è demandata, oltre che alla vigilanza, custodia e osservazione del detenuto, anche come forza partecipe al trattamento. Ci sono svariati laboratori avviati ai fini proprio della rieducazione, per dare assicurazione di quanto dice il nostro dettato costituzionale. Oggi questa festa del corpo, ma voi del SINAP spesso siete stati molto critici per le tante problematiche vigenti, sia da un punto di vista di rieducazione del detenuto che per la mancanza e le condizioni in cui operano i poliziotti. Sì, è la verità, realmente abbiamo passato un anno difficilissimo, principalmente i poliziotti penitenziari di Agrigento, però realmente hanno dato e hanno mostrato molta affidabilità e professionalità. Diciamo grazie al nostro provveditore regionale che oggi in questi giorni ha emanato un decreto per ampliare l'organico della Polizia Penitenziaria di Agrigento e sta effettuando ulteriori interventi in merito ai fatti accaduti, sia per quanto riguarda anche le aggressioni che per quanto riguarda anche i diritti soggettivi del personale. E si è svolto oggi il sesto congresso della CISL di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, che ha visto la relazione del segretario uscente Carmela Peralia, la presenza del segretario nazionale del sindacato Giorgio Graziani e di quello regionale Leonardo Lapiana. Noi abbiamo seguito l'evento. Il coraggio della partecipazione. Oggi con questo slogan si avvia il congresso per il rinnovo delle cariche alla CISL di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Ecco, quale messaggio lanciare dal nazionale in una zona periferica purtroppo molto disastrata come il triangolo che le ho detto? Beh, la celebrazione di un congresso, di un territorio così importante che mette insieme 3 province, di un'isola che vive, come si dice, alcune problematiche ormai da tanto tempo, è un momento in cui si guarda quello che è successo, si elabora e si ragiona insieme a tutta la CISL nazionale, perché la CISL nazionale ha messo grande attenzione in quello che è la crescita e lo sviluppo dell'intero paese, e non c'è crescita e sviluppo se non c'è crescita e sviluppo del suo mezzogiorno, delle sue isole, e quindi a partire proprio da questa terra così promettente da un certo punto di vista e così vicina a quelle che sono aree di sviluppo come quelle del Mediterraneo e purtroppo anche aree critiche come quelle del Mediterraneo. La situazione geopolitica è una situazione difficile che ci mette in grande difficoltà, ma noi vogliamo essere un sindacato che costruisce coesione, che lavora sulla partecipazione. Abbiamo questo disegno di legge all'approvazione in Senato, se andrà in porto cambieranno le relazioni industriali, ci sarà e ci dovrà essere una nuova modalità di stare insieme, perché solo insieme si può continuare a crescere, e in quest'isola c'è necessità di rinnovata coesione, di rinnovata prospettiva insieme a tutto il territorio nazionale, perché insieme possiamo farcela. Ma un'azione forte di sensibilizzazione rispetto a tanti temi. Un territorio, come lei diceva, abbastanza disastrato, ma che deve utilizzare al meglio tutte le risorse che stanno per arrivare. È chiaro che non sarà facile se non si tolgono i campanilismi, diciamo, territoriali, e se non vengono utilizzate rispetto, diciamo, alle previsioni che sono state messe in campo. È chiaro che noi come CISL proponiamo ovviamente una modalità sinergica per affrontare questi temi, e riteniamo che proprio queste province sono province che hanno tanti margini di miglioramento e soprattutto di sviluppo. Pensiamo al turismo, pensiamo anche alla parte relativa all'ambiente, quindi a tutto ciò che riguarda il rischio idrogeologico, pensiamo a tutto ciò che riguarda le infrastrutture, che poi costituiscono la parte preponderante delle esigenze che vengono anche rappresentate dai cittadini e dalle cittadine. E poi c'è un tema importante che è quello della sanità.
su cui ovviamente bisogna lavorare, su cui con la Regione Sicilia dobbiamo trovare una soluzione. Si parla tanto di ospedalizzazioni, o quantomeno si parla tanto di riforma ospedaliera. Noi diciamo che bisogna guardare forse con più attenzione ad una riforma complessiva della medicina territoriale. Questo vale per tutta la regione, ma mi permetto di dire vale molto di più, soprattutto per le aree interne che scontano anche quelle distanze viarie che molto spesso creano tanto disagio alle persone. Oggi un interessante convegno, si rinnovano le cariche della CISL per il triennio Agrigento-Caltanissette-Adenna. Lei è stato finora la conduttrice, la segretaria, diciamo, e quindi facciamo un bilancio della sua attività, ecco come si è evoluto in questa sua, diciamo, guida negli anni il sindacato nelle 3 province? Sì, io acquisisco la guida della CISL Agrigento-Caltanissette-Adenna lo scorso novembre del 2024, quindi un periodo relativamente breve dove abbiamo già cominciato a lavorare su delle proposte per il rilancio delle aree interne. Oggi abbiamo scelto infatti Agrigento come sede del congresso della CISL proprio per mettere in rilievo che Agrigento sta vivendo il titolo di capitale della cultura e purtroppo sconta ancora dei forti ritardi rispetto, diciamo, al progetto originario, quindi ci auguriamo che la provincia di Agrigento e Agrigento possano avere adesso l'attenzione che meritano e si faccia in fretta a creare gli investimenti per restare una seria occupazione nel territorio e uno sviluppo. Tra le altre nostre cose ovviamente ci siamo concentrati sui giovani, sull'occupazione femminile, ma soprattutto, appunto, come dicevo prima, sul rilancio delle aree interne, partendo da proposte dalle vocazioni territoriali, quindi dall'agricoltura, dal turismo, dalla cultura, che possono essere volano di sviluppo, e soprattutto anche dalla presenza nei nostri territori della Vigela come polo industriale importante che può appunto vedere uno sviluppo sostenibile. Un incontro con i vari rappresentanti delle marinerie della nostra provincia si è tenuto a Licata per discutere sulla grave crisi del settore della pesca, alla presenza dell'europarlamentare Raffaele Stanganelli, i colleghi di Licata. La situazione è diventata drammatica per tutte le marinerie, parliamo per tutte le marinerie della Sicilia. Appunto stasera ci sarà una riunione molto importante con Sciacca, Porto Empedocle, Portopalo di Capopassero, Scoglitti, Porticello, mi sembra che ci sarà pure Pozzallo, perché sicuramente andremo a dichiarare crisi del settore. Si sta andando a lavorare, non si prendono più le spese, la situazione è veramente critica, drammatica, siamo sull'orlo del fallimento. E questa è l'ennesima guerra, direi non battaglia, che la pesca sta conducendo in queste settimane, perché l'ultima grana in ordine di tempo è quella della carenza di pesce in mare. Nei nostri mari in questo momento manca il gambero, dalle nostre parti a Sciacca manca anche il pesce azzurro, e allora gli armatori non ce la fanno più, perché questa è soltanto l'ultima di una innumerevole serie di problemi che la pesca vive non da 1 o 2 anni, da decine di anni. Problemi che vengono inizialmente dalla Comunità Europea, che è, ahimè, l'organo che regolamenta principalmente il settore della pesca, per poi scendere ai problemi che derivano dal fermo biologico. Per esempio, ancora oggi ci sono tanti armatori che debbono incassare le indennità del fermo 2022. Abbiamo in comune con la marineria di Licata il problema dei mari chiusi, il fermo biologico da 4 anni che non ci pagano, i GSA che le barche ce le hanno svalutate, il governo che non fa niente per migliorare le nostre condizioni. Non siamo qua per qualche spicciolo che ci vogliono dare, noi siamo qua per risolvere i problemi strutturali che c'è la marineria, se è possibile risolverla, se no prossimamente andiamo a fare delle manifestazioni più importanti, dove andremo a manifestare veramente, perché non è possibile ancora continuare in questo modo. Io penso che oggi sia un giorno molto importante perché sono presenti istituzioni molto competenti e io sono sicuro che oggi troveremo i giusti rimedi per risolvere tutte le problematiche che riguardano appunto la pesca del Mediterraneo. Io sono un parlamentare europeo che nella passata legislatura è stato in Commissione Pesca e ho seguito da vicino le problematiche, ho tentato in tutti i modi
di portare qualche risultato a casa e l'ho raggiunto qualcuno, non molti, grazie anche alla collaborazione delle marinerie siciliane che mi hanno consigliato. In questa legislatura sono in Commissione Agricoltura, però io per i Patrioti, per il gruppo dei Patrioti, sono il coordinatore di 4 commissioni, fra cui quella della pesca. Sono venuto stasera qui per ascoltare ancora una volta le problematiche e per vedere cosa è possibile fare. Ho chiesto la cortesia al direttore regionale della pesca, il dottore Cucchiari, di essere presente, perché se non c'è la collaborazione con il governo regionale difficilmente qualche passo avanti si può fare. Apertura del nuovo anno scolastico 25-26, le lezioni inizieranno il 15 settembre e termineranno il 9 giugno. Il servizio. Diramato il prossimo calendario scolastico per la Sicilia, le lezioni avranno inizio lunedì 15 settembre 2025 e termineranno martedì 9 giugno 2026. Lo ha stabilito un decreto firmato dall'assessore regionale all'istruzione Turano che riguarda tutte le scuole di ogni ordine e grado operanti nell'isola e regolamenta le attività didattiche per l'intero anno scolastico. Saranno complessivamente 206 giorni di lezione o 205 nel caso in cui la festa del patrono locale dovesse ricadere nel periodo scolastico. Fa eccezione la scuola dell'infanzia, per la quale il termine delle attività educative è fissato al 30 giugno 2026, ma nel periodo compreso tra il 10 e il 30 giugno gli istituti potranno lasciare in funzione le sole sezioni necessarie a garantire il servizio. Le festività nazionali sono quelle consuete: le vacanze di Natale previste dal 23 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026, quelle di Pasqua dal 2 al 7 aprile 2026. La ricorrenza del 15 maggio invece, festa dell'autonomia siciliana, non prevede l'interruzione delle lezioni perché è stato stabilito che sia dedicata a specifici momenti di aggregazione scolastica per lo studio dello statuto della regione siciliana e per l'approfondimento di problematiche connesse all'autonomia, alla storia, all'identità regionale. In relazione alle esigenze del piano dell'offerta formativa, i singoli consigli di circolo o di istituto potranno modificare con criteri di flessibilità la data di inizio e la sospensione delle attività educative, prevedendo però il recupero delle lezioni in altri periodi dell'anno. Operazione della Guardia di Finanza di Palermo, misure di prevenzione per i 2 presunti favoreggiatori del boss Matteo Messina Denaro. Margherita Trupiano. 8 immobili tra appartamenti e terreni siti tra Campobello di Mazzara, Castelvetrano e Palermo, 13 rapporti bancari e un veicolo per un valore complessivo stimato di circa 1.400.000 euro sono il bilancio di un sequestro operato dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo in esecuzione di 2 decreti di sequestro emessi dal Tribunale di Trapani, sezione misure di prevenzione nei confronti di una donna e un uomo risultati tra i principali fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro. I sequestri giungono all'esito di 2 procedimenti di prevenzione avviati in seguito alla cattura del latitante su delega della Procura della Repubblica GDA. Gli accertamenti nello specifico sono stati finalizzati a ricostruire il profilo patrimoniale delle 2 persone condannate all'esito del primo grado di giudizio celebrato con il rito abbreviato rispettivamente alla pena di 11 anni e 9 mesi e 14 anni di reclusione e dei loro nuclei familiari, nonché a tracciare possibili flussi di denaro diretti a finanziare la latitanza del boss di Cosa Nostra. Le indagini hanno permesso di delineare la concreta attività di sostegno assicurata al latitante da entrambi i soggetti, mettendo in luce il ruolo fondamentale degli stessi per garantire al boss quella rete di protezione indispensabile per poter continuare ad agire in condizioni di clandestinità. I sequestri fanno seguito all'analoga misura eseguita nelle scorse settimane nei confronti di un altro favoreggiatore
causa della latitanza di Messina Denaro, che aveva riguardato un patrimonio di oltre 3 milioni di euro. Il servizio testimonia ancora una volta l'azione della Guardia di Finanza svolta nell'ambito delle indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Palermo nel settore del contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata, con il fine di aggredirne le ricchezze illecitamente accumulate. Linea alla regia per la pubblicità. Misteriosa aggressione a Porto Empedocle. Un quarantenne è stato aggredito con un colpo di spranga alla testa da un individuo che si è presentato sul pianerottolo di casa con il volto travisato da un passamontagna. La vittima, dopo aver sentito bussare, non ha avuto il tempo di reagire ed è stato colpito cadendo a terra. L'uomo è stato subito ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove i medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico. L'aggressore è riuscito invece a fuggire. Le indagini condotte dai poliziotti del commissariato Frontiera e dagli agenti delle volanti di Agrigento, bisognerà ricostruire il motivo del raid e dare un volto all'uomo che ha impugnato la spranga. Continuano le truffe a danno degli anziani. Questa volta il bersaglio è stata una pensionata di 72 anni di Sant'Angelo Muxaro. Questa è la telefonata: sono un maresciallo dei carabinieri, sua figlia ha provocato un grave incidente stradale, bisogna pagare una cauzione per evitare conseguenze. Poi a casa di lei si è presentato un sedicente avvocato e la donna gli ha consegnato circa 10.000 euro in contanti. Indagini sono in corso ad opera dei carabinieri del luogo. E a Tortorici, nel Messinese, una truffa nei confronti di un anziano, il servizio dei colleghi di Messina. Un giovane catanese di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di truffa aggravata ai danni di un'anziana donna di Tortorici. L'operazione condotta dai carabinieri di Sant'Agata Militello è il risultato di un'indagine che ha ricostruito come il truffatore, fingendosi avvocato, abbia contattato telefonicamente la vittima, simulando un incidente stradale in cui sarebbe stata coinvolta la figlia della donna. Per evitare l'arresto della parente, il giovane ha chiesto 15.000 euro o beni in cambio della cauzione. Sotto shock la donna ha ceduto alle pressioni e dopo la telefonata ha consegnato 300 euro e gioielli per un valore superiore ai 5.000 euro ad un uomo che si è presentato a casa sua vestito con una divisa da carabiniere. L'individuo, dopo aver ottenuto i soldi e i beni, è fuggito a bordo di un'auto risultata noleggiata. Le indagini avviate dalla stazione dei carabinieri di Tortorici e supportate dai filmati delle telecamere di sorveglianza hanno permesso di identificare il responsabile. Il giovane catanese, ora agli arresti domiciliari, dovrà rispondere di truffa aggravata, con l'operazione che evidenzia l'efficacia delle indagini svolte in sinergia tra i carabinieri e la procura. Come sottolineato dai carabinieri in vari incontri, le forze di polizia non chiedono mai denaro o preziosi ai cittadini. In caso di dubbio, se si sospetta di essere vittima di truffe, è cruciale chiamare immediatamente il 112 per consentire un intervento tempestivo da parte dell'autorità. L'operazione rientra negli sforzi dei carabinieri per contrastare le truffe, in particolare quelle ai danni degli anziani. Indagato è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva. E un appello viene dalla responsabile dell'Associazione Volontari di Strada Anna Marino per donare le uova pasquali ai bambini più bisognosi. Dopo il suo lancio di ieri sono arrivate oggi le prime donazioni. Sentiamo Anna Marino. Amici, buongiorno. E allora, 2 sono arrivati. Vi immaginate la felicità di questi bambini che sono messi in un contesto familiare dove le priorità sono talmente tante, figuriamoci se comprare l'uovo di Pasqua a bambini. Non penso che questa cosa possa essere una forte emozione solo per noi volontari di strada, ma per tutti, agevolato al fatto che siamo nella Santa Pasqua e dobbiamo essere tutti più buoni e più solidari. E allora, amici, continuate per favore a donare, e mi rivolgo anche alle imprese, ai supermercati e quante altre persone che possono permettersi qualcosa in più. Grazie di cuore, perché
perché stavolta siamo veramente speranzosi. Grazie e buona giornata a tutti. E la città di Messina rischia di perdere i fondi del PNRR. Ce ne parlano i colleghi di Messina. La scadenza per il completamento dei progetti finanziati dal PNRR e dal PINCA è fissata oggi, ma il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha messo le istituzioni sotto pressione, chiedendo risposte concrete entro 7 giorni. Se non verranno fornite garanzie, i fondi potrebbero essere trasferiti ad altri enti locali che siano in grado di rispettare le scadenze. Nonostante i ritardi, sia il sindaco Federico Basile che il direttore generale Salvo Puccio hanno dichiarato di essere ottimisti e pronti a impegnarsi per non perdere finanziamenti. Il problema, tuttavia, rimane il tempo. I progetti devono essere completati entro il 2026, ma a Messina i lavori non sono ancora iniziati. Il Ministero ha fatto sapere che ci sono 2 principali problematiche. Da un lato alcuni lavori procedono troppo lentamente, mentre dall'altro i progetti sono ancora in fase di progettazione a gara e non sono stati avviati. Nonostante le difficoltà, Basile ha sottolineato che i ritardi sono dovuti a problemi burocratici e non a mancanza di volontà politica, ricordando che la stessa situazione si verifica in molte altre città italiane. Ha anche ribadito che il cantiere di Bisconte partirà a breve, tuttavia la vera sfida per Messina è rispettare la scadenza di marzo 2026, un obiettivo che sembra difficile da raggiungere senza un'accelerazione immediata dei lavori. Il Ministero ha fatto sapere che collaborerà con le amministrazioni locali per cercare di evitare che il rischio di perdere i fondi diventi realtà, ma ha anche espresso grande preoccupazione per quei territori che non stanno rispettando le scadenze, mettendo a rischio i finanziamenti europei. La città di Messina dovrà dare risposte concrete e rapide per evitare di ritrovarsi esclusa da questi cruciali finanziamenti. E vi proponiamo ora la Goal Collection della 28ª giornata del campionato di Serie D Girone I, i colleghi di Wisport. Weekend al batticuore di rientro dalla sosta, 28° turno di Serie D che agita e non poco gli appassionati e i tifosi in primis di Siracusa e Reggina impegnate nel testa a testa per la promozione in Serie C. Non di meno appassionante la corsa salvezza che ha salutato l'Acragas ritiratasi prematuramente a 7 turni dal termine e ha alimentato una bagarre che coinvolge mezzo campionato. Tutto è bene, quel che finisce bene, ma per il Siracusa è uno sospiro di sollievo allo scoccare della prima ora di gioco sotto di un gol contro la Castrum Favara, in vantaggio con Varela. Azzurri che ribaltano nel secondo tempo con le reti di Maico Cagliano e la doppietta di Longo, il bomber di scorta decisivo e subentrato dalla panchina. Grande cornice di pubblico al Guido di Ippolito di Lamezia Terme in quello che era il match di cartello tra San Biase e Reggina. Amaranto che la risolvono quando corre il 95° minuto con il colpo di testa vincente di Nino Barillà. Reggina che rimane attardata di 4 lunghezze e una gara però da giocare rispetto al Siracusa che lo precede. Preziosa in chiave salvezza la vittoria della San Cataldese che regola per 2-0 la Scafatese. Le reti di Gueye dagli 11 metri e di Sottile nei minuti finali regalano all'11 di Orazio Pidatella la seconda vittoria consecutiva. Divisione della posta alla razza tra Vibonese e Acireale, botta e risposta in appena 2 minuti con il vantaggio Granata ad opera dell'ex di turno Giuliano a cui segue il pareggio di Pietro Terranova. Emozioni e gol nella sfida tra Nissa e Città di Sant'Agata, ospiti che si portano a chiusura dei primi 45 di gioco sul 2-0 con le reti di Dorato e Brugaletta, ma devono fare i conti con la voglia di playoff della Nissa che si scatena e completa la rimonta con il suo trio offensivo e il Tato Diaz che di testa incorna, poi 2 superazioni completate da Tommaso Bonanno e Riccardo Rotulo che chiudono la rimonta sino al 3-2 che fa esplodere di gioia il Marco Tommaselli di Pian del Lago. Punti d'oro anche per il Pompei contro il Ragusa che passa in vantaggio con Ametai, fondamentale la doppietta di Sepe per allontanarsi dalla zona play-out. Non ci sono reti nella sfida del Falcone Borsellino tra Paterno ed Enna, mentre per attendere l'esito della gara tra Locri e Nuova Regia Virtus bisognerà aspettare mercoledì, gara rinviata in seguito alla convocazione di Mattia Maggio, difensore in forza Legea che difenderà i colori della rappresentativa di Serie D alla Viareggio Cup. Termina qui il nostro viaggio lungo la 28ª giornata di Serie D, appuntamento al prossimo weekend che promette altri 90 minuti di passione.
E sabato 29 marzo alle ore 11 nel suggestivo foyer del Teatro Pirandello di Agrigento si terrà la conferenza stampa di presentazione della 61esima edizione del Torneo delle Regioni, nello specifico del Girone B, che vede coinvolte le province di Agrigento, Caltanissette ed Enna. Il torneo per la prima volta si svolgerà in Sicilia dal 12 al 18 aprile, un avvenimento molto rilevante che coinvolge l'intero calcio dilettantistico italiano, il Lizza e le regioni d'Italia, ognuna con 4 rappresentative, Under 15, Under 17, 19 e calcio femminile. Il torneo delle regioni non si limiterà alla sola dimensione sportiva, ma rappresenterà un'importante occasione per valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico della Sicilia, mettendo in risalto le sue bellezze monumentali e archeologiche. Ulteriore spazio verrà dato anche alle tradizioni attraverso le celebrazioni che caratterizzano il periodo della Settimana Santa in tutte le province. E questo è tutto per TVA Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i programmi di TVA si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, mentre il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi, vi auguriamo una buona serata.